Il 5 gennaio è stata pubblicata dalla società statale Sogin la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee per lo stoccaggio delle scorie nucleari. Ben 14 siti vengono individuati in Sardegna. Attraverso l'inquietante testimonianza della professoressa Quattrocchi, ex dirigente tecnologo dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, proveremo a delineare l'iter di questa scelta. Parleremo di scorie nucleari e Sardegna e scopriremo perché davvero non possiamo permetterci di stare a guardare. Da un punto di vista scientifico, di fronte a una scienziata, se lei in questo momento fosse un soggetto anche terzo o imparziale, pur a conoscenza di tutta questa vicenda kafkiana, e dovesse prendere in mano la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, come scienziato ritiene questo documento scientificamente attendibile? Un documento è scientificamente attendibile quando è prodotto con criteri etici completamente diversi. Quindi io non mi pronuncio soltanto sulla Sardegna, perché per lei è sarda. Allora che succede? La Sardegna non c'era nella vecchia. Aspetta, esatto, posso farlo? Le faccio completo con una domanda. Fino praticamente al 1999, se non ricordo male, mi correggerà lei. Insomma, in prima battuta vengono identificate dalla Sogin, non ufficialmente, ma quantomeno ufficiosamente, come aree potenzialmente idonee, la Puglia, il Lazio, la Toscana, il Veneto, la Basilicata e le Marche. La Sardegna non c'è. Com'è che quasi 10 anni dopo, secondo lei, sbuca la Sardegna? E perché? Secondo lei? Cioè, secondo la sua esperienza? Io personalmente, in maniera, a quel punto, nelle riunioni quando c'ero io, avevo detto che la Sardegna non era idonea per una serie di motivi. Il primo dei quali, il trasporto via nave del gran parte del materiale, diciamo, a bassa e a media radioattività, perché stiamo parlando di questo. In realtà i rifiuti ad alta attività devono essere posizionati in un deposito geologico, ma il deposito geologico è il famoso progetto Geobrad, in cui, ripeto, il soggetto interno agli NGV non ve lo descrivo neanche perché sta tutto depositato alla procura di Palermo. Allora, parliamo di quello nazionale, quindi il cosiddetto near surface per le scorie di bassa e di media entità. Chiaramente però quel deposito deve essere quello dove mettono anche provvisoriamente le scorie di alta attività, e quindi sostanzialmente il trasporto via nave era un primo motivo per cui io personalmente, questo è il mio parere personale, non poteva essere fatto in Sardegna. Punto primo. Punto secondo, la sismicità. Ripeto, è ovviamente un criterio la sismicità. La Sardegna è una delle zone meno sismiche d'Italia, però ci sono stati dei lavori anzitutto che hanno messo in luce la sismicità di alcune zone della Sardegna, soprattutto nel nord, sequenze sismiche, ci sono i lavori di Calvino Gasparini e quant'altro. Quindi c'è un aggiornamento anche nella ricerca, in tutti questi anni c'è stato, come posso dire, un aggiornamento. C'è una certa sismicità che poi dipende dal fatto se le reti sono molto localizzate, molto fitte o meno. La Sardegna è sempre stata lasciata per molti anni con pochissime reti sismiche o stazioni sismiche della rete nazionale, però poi quando uno mette delle... Allora, che succede? Io ho lavorato per 3 anni e ho pubblicato sul Graben del Campidano, sulle faglie del Campidano. Sono faglie presenti che vanno a una certa profondità, tanto che la sorgente termale di Sardara, che non è molto lontano da uno dei comuni che ora sembra essersi lamentato più di altri, sono faglie in cui risalgono fluidi dalla profondità, sono fluidi termali, quindi sono faglie pervie in cui i fluidi diciamo meteorici, le piogge, si infiltrano fino a raggiungere 2-3 chilometri e risalire con 30-35 gradi. Non so se lei mi ha fatto il bagno a Sardara. Certo, sono famosissime le terme di Sardara. Stessa cosa Fordangianus. Sì, sì, certo. Perse. Io ho pubblicato su quello, non mi voglio dilungare, però sostanzialmente io avevo chiesto che lo studio
che non è stato fatto, almeno non mi risulta a me e non l'ho fatto io e sono uno dei massimi esperti di settore al riguardo, doveva riguardare la presenza di faglie pervie, faglie in cui risalgono fluidi in superficie e soprattutto la presenza di falde acquifere dove e come, e soprattutto se il criterio era che la Sardegna non è sismica, non ci doveva essere un comune o 3 comuni o 5 comuni citati con il loro nome e cognome, perché se io dico che quel comune X è idoneo, quel comune X non ha poi negli anni successivi un finanziamento di progetti di agriturismo, di agricoltura, di turismo, eccetera, per il fatto che è citato in una mappa. Allora, o uno fa una mappa e dice tutta la Sardegna, certo, capito perfettamente, certo. facciamo un tam tam di un comune che vuole fare questo sacrificio, ovviamente sacrificio poi pagato, ripagato, certo. no? Però mettere i nomi dei singoli comuni mi devono spiegare il motivo, perché se tu mi dici che quel comune sì e gli altri 300 no, perché hai citato quelli, gli fai un danno che agli altri comuni non fai. Allora fai direttamente una call sul volontariato, tra virgolette, ma non Certo. citare quelli di comuni. Ci deve essere una ratio scientifica quando vengono individuati dei comuni, cioè. Altrimenti mi devi dire i motivi scientifici. Allora, io non vedo il motivo per cui a ridosso ad est del Graben del Campidano, dove c'è una serie di faglie sicuramente presenti, perché sono proprio le faglie del Graben, il Graben del Campidano si chiama così perché c'è faglie a destra e a sinistra. Quella, diciamo, la faglia principale che si approfondisce è quella, diciamo, del fronte est, dove molto vicino ai comuni scelti, dove tra l'altro lì vicino c'è tutta una serie di faglie che portano in superficie fluidi termali, e quindi le faglie ci sono. Che poi siano completamente asismiche, noi abbiamo come catalogo sismico dei forti terremoti dati fin dall'anno 1000, il famoso catalogo dei forti terremoti di Boschi, ma i tempi di ritorno in Sardegna sono molto maggiori perché è una zona con pochissima attività neotettonica, sebbene comunque sia il Graben del Campidano è una struttura tettonica diciamo non antichissima, va bene? Quindi, professoressa, lei come scienziato, lei chiede, cioè, non è che voglio, lei, mi scusi se mi permetto di interpretare le sue parole, lei dice, non è che io voglio imporre quello che penso io, però siccome, santo Dio, sono un'esperta, sono una scienziata universalmente riconosciuta perché ho degli studi, ho un background, è necessario per questioni legate alla trasparenza che queste questioni vengano discusse, certo, che queste questioni vengano discusse. Lazio ho già pubblicato un lavoro sui possibili siti per le scorie nucleari e sulla campagna, diciamo, il motivo per cui non era idonea e quant'altro. Io sulla Sardegna mi sto concentrando sulla Sardegna, perché voi siete la regione Sardegna. Allora, premesso che con queste, diciamo, premesse amministrativo-etiche completamente inidonee, con omissioni evidenti di tutti i soggetti a rispondere in maniera adeguata e solerte a tutte le sollecitazioni, quindi siamo andati molto oltre i ritardi e molto oltre diciamo quelle che sono le leggi sulla trasparenza, sul foglio e quant'altro, quindi già quello dal punto di vista di possibili esposti dai cittadini che io voglio sapere chi di NGV ha dato l'ok a questa mappa per la Sardegna. Aspetti, l'ho persa un attimo. Ci siamo persi, adesso la rivedo. Chi ha dato l'ok dell'INGV a questa mappa per la Sardegna? Eravamo rimasti lì. E allora, se uno di questi nomi fa parte dei firmatari contro gli articoli del Fatto Quotidiano del settembre 2018 che dicevano la verità su tutto quello che era accaduto, che ha comportato non solo
le dimissioni del garante anticorruzione INGV Valenzise Gianluca, ma anche le dimissioni del direttore struttura terremoti Pantossi Daniela, se i soggetti firmatari sono tra questi, bene, sono soggetti che, avendo firmato presuntivamente un evidente falso contro il Fatto Quotidiano, che sta peraltro in causa, cioè Marco Travaglia è in causa con Carlo Duglioni su questi fatti, se io non so chi è che ha firmato qualcosa di NGV, io non do alcun benestare, io personalmente, a questa mappa fatta da Sogin, e i soggetti sono perfettamente informati di tutto questo. Io ho tutto il carteggio, nonché i messaggi WhatsApp con Ventura, con Chiaravaglio, con quant'altri, che sono informatissimi di tutte queste cose. Io non mi spiego come mai possa essere stata pubblicata una mappa in queste condizioni. Quelle scientifiche le ho solo accennate, perché nel momento in cui mi arrivasse da parte della regione Sardegna il documento che mette nero su bianco i motivi scientifici del perché questi comuni sono stati citati e altri no, invece che tutti e 371 quanti sono, io darò il mio parere scientifico, ma mi deve arrivare una lettera della regione che mi dà questa parte relativa solo alla Sardegna, e io rispondo. Chiaramente voi avete tempo per 60 giorni, ma questi motivi etico-procedurali legali già bastano, sono d'accordo. Per mettere un punto e dire: attenzione, la carta è uscita così, noi non siamo d'accordo. Esatto, posso farle un'altra... E voi avrete il benestare di Sogin, perché questi soggetti della Sogin, che sono a mio giudizio brave persone, Giancarlo Ventura lo conosco da 40 anni, loro stessi vi diranno: sì, effettivamente Fedora aveva ragione. Non possono darmi torto, perché poi io ho carta canta. Certo. Io ho ragione su questo punto qua. Allora, le chiedo una cosa, cercando di restare sul pezzo, dunque, anche perché ci sono delle questioni che in questi giorni stanno dando una piega e una dimensione alla faccenda che si ricollega immediatamente a quello che sta anticipando lei. Quindi io le dico che mercoledì 13 gennaio tutti i sindaci della Sardegna, sono dei 377 comuni sardi, e quindi qua ritorniamo al paradosso di cui parlava lei, diceva: ma se sono stati individuati soltanto determinate aree, com'è che poi di fatto mercoledì 13 la regione Sardegna ha convocato tutti i 377 sindaci alla fiera? Perché, come stava dicendo giustamente lei, adesso è comprensibile, però adesso, come per far capire anche a chi ci ascolta, è incomprensibile. No, certo, è incomprensibile da una parte, ma comprensibile rispetto a quello che dice lei. Volevo chiedere a lei, adesso, come stava dicendo, si apre una finestra di 60 giorni, così come la RAS ha spiegato ai comuni. In questa finestra di 60 giorni, i soggetti indicati dovrebbero raccogliere del materiale o schierarsi contro la definizione di queste aree potenzialmente idonee, oppure manifestare una dichiarazione, non lo so, io credo, dove loro sono favorevoli allo stoccaggio nei loro comuni di queste aree. Ora io le chiedo, siccome c'è stata una levata di scudi generale che è partita dai referendum contro l'energia nucleare, contro lo stoccaggio, contro le scorie che ci sono state in Sardegna, e c'è stata una levata di scudi, i sindaci sono molto preoccupati. Secondo lei, cosa suggerisce ai soggetti amministrativi sardi terrorizzati? Come consiglia loro di comportarsi rispetto a questa CNAPI? Allora, premesso che chi confonde le centrali nucleari con il deposito per le scorie nucleari fa un errore enorme. Grazie, la ringrazio. Deposito per le scorie nucleari, di cui io sono stata direttore di una scuola, chiamando gente dalla Francia, dal Canada, dalla Spagna, dalla Svezia,
Io sono il primo a dire che ci vuole un sito per le scorie nucleari. Lo spieghi perché? Perché i rifiuti speciali e i rifiuti nucleari fanno parte della nostra vita in generale. Ma stiamo parlando la maggior parte di rifiuti ospedalieri. Perfetto. Dove sono gli ospedali? Stanno tutti in Sardegna o stanno in giro per l'Italia peninsulare? Allora, io sto facendo un altro tipo di discorso. Il discorso che sto facendo io è mettere su un pezzo di carta nomi e cognomi di comuni e non metterli tutti a 371 significa che quelli citati hanno un presunto potenziale danno economico che essendo la Sardegna una regione diciamo soprattutto di tipo turistico, agricolo e quant'altro, culturale, mettere il nome di quei comuni e solo di quelli è un errore che io non capisco. Se qualcuno me lo spiega, è ancora più strano convocare tutti e 371 i comuni e non convocare prima quelli citati e poi in un secondo momento tutti gli altri, perché allora non si capisce. Professoressa, io le dico chiaramente che in Sardegna in vari ambienti viene è ventilata l'idea, l'ipotesi che determinati comuni in determinate aree vengano individuati perché è possibile più semplicemente proporre in aree molto povere determinati impianti che notoriamente sono soggetti alla sindrome del NIMBY, not in my backyard, cioè io non li voglio, però siccome sono morto, per parlare semplice, però siccome la mia zona, la mia provincia, il mio comune sta morendo di fame, accetto qualsiasi cosa possa creare un minimo di indotto economico, il solito ricatto salute e lavoro, ok? Quindi in Sardegna abbiamo una povertà esagerata, cioè è una delle regioni più povere d'Europa, più depresse d'Europa, abbandono scolastico, chi più ne ha più ne metta, e subiamo già tantissime servitù da parte dello Stato italiano come le servitù militari per esempio, abbiamo industrie pesanti, quindi molti hanno sollevato questo dubbio proprio perché manca di fatto un'evidenza scientifica a prescindere da questa CNAPI che, come ci sta descrivendo lei, insomma è povera dal punto di vista dell'evidenza scientifica. Allora, operativamente se a me mi arriva il documento da parte vostra sui comuni scelti e il motivo per cui sono stati scelti, io me lo studio anche domani e su questo posso dare una risposta specifica. I sindaci non sanno niente, non capiscono, non gli viene detto. Indipendentemente da questo referaggio che io posso fare di natura prettamente personale sulla base semplicemente delle mie diciamo conoscenze scientifiche e anche ruoli rivestiti presso l'NGV su questo argomento, io dico che allora questa riunione del 13 dovrebbe essere prima con questi comuni citati che comunque hanno avuto un presunto potenziale danno dall'essere citati, perché un qualsiasi diciamo investitore che vuole fare un frutteto, un campo di cioè lì non va a investire, quindi è un impoverimento comunque potenziale dei siti citati. Allora loro dovrebbero fare una riunione prima con questi, spiegargli i motivi scientifici. Io posso essere anche invitata a venire, essendo senza stipendio qualcuno mi deve pagare l'aereo perché io non c'ho neanche un soldo per venire. Lo faremo volentieri nel caso, professoressa, le anticipo che devo pagare io. Una lettera come consulente o di un comune o di una regione dicendo, vista il suo curriculum, la sua esperienza, la invitiamo a venire ad ascoltare questa riunione e io posso venire, ma questo deve essere con quei singoli comuni che sono stati. Se io sono invitata a una riunione del 13 con tutti quanti i comuni, non so proprio che cosa possano dire a questi 370 comuni, oltre a dire c'è un volontario che vuole il sito. A quel punto il volontario si alza e dice io sono il comune di, voglio il deposito per le scorie nucleari in Sardegna e io mi studio la geologia, la geochimica, la sismicità, le faglie di quel comune e posso dare un parere su quel comune. Questo è il massimo che posso fare, ma tutto quello che io ho raccontato è già di per sé gravissimo. Certo.
per dire: cara Sogin, perché sei stata silente per questo motivo, per questo motivo, per questo motivo, a queste mail, a queste sollecitazioni, quando era evidente fin dal 2014 che le cose dovevano andare in maniera diversa. Ora c'è il nuovo presidente NGV, peraltro io sono uno dei candidati, anche se io sono un personaggio, un personaggio licenziato perché era scomodo. Qualora non vinco, ci sono anche un po' di danni da pagare a questi soggetti, perché io ho già vinto i disciplinari fatti da questi soggetti, quindi ho già i danni da calcolare su tutti i ruoli in cui io mi candido e non vengo presa in considerazione, perché tra l'altro ho delle belle registrazioni con certi personaggi etici che dicono: tu non puoi fare il direttore di dipartimento, il direttore di questo, per esempio, perché hai disciplinari. E invece dovrebbero essere un merito. Secondo i paesi anglosassoni, le persone come me che si chiamano whistleblower. E addirittura in Cina hanno un patentino che chi fa le denunce di presunti illeciti gli vengono aumentati i punti nel patentino del cinese. Allora, in Cina, con tutto quello che possiamo dire. Se Trump non invade la Cina, come insomma in queste ultime ore si prospetta, la Cina, viva la Cina che premia, no, coloro che fanno le denunce. Allora, io ritengo che già tutto questo sia motivo di un esposto alla procura di Cagliari, con tutto, io sono un test informato dei fatti, con tutti questi fatti, e dire: esce fuori questa mappa, però ci sono stati questi fatti, sono presuntivamente illeciti, la procura di Cagliari indaga. Se non lo fa la regione, lo faccio io l'esposto. Guardi, ho fatto almeno 35 esposti, sono parte offesa, non ho problemi a farne un altro. Dopodiché, se alla riunione del 13 vengo invitata, oggi siamo al 10. No, oggi è il 15, la riunione del 13 c'è già stata, adesso si apre, come ha detto lei, la finestra, per cui i sindaci stanno cercando veramente degli strumenti ai quali appigliarsi, ma sempre più conoscitivi. Non è un pregiudizio vero e proprio, capito? La riunione del 13 c'è stata e che hanno detto? Mi scusi? Niente, hanno detto: ragazzi, cioè, datevi una mossa, fateci capire cosa volete fare. Ok, la regione Sardegna non si è, come posso dire, premurata di tutelare i sardi, perché insomma quei comuni sono afferenti alla Sardegna, non è che sono avulsi da un contesto sociale, cioè siamo in Sardegna, è roba di tutti, riguarda tutti i sardi. Non riguarda i sindaci che prendete l'avvocato Giardina che c'ha in mano tutta sta roba sulle scorie nucleari degli NGV, fa una class action, fa un esposto alla procura e la procura deciderà se tutte quelle che sono le prove, io sono un test informato dei fatti con tanto di prove, che le devo dire? Cioè, a me mi sembra assurdo aver convocato tutti i comuni e quei poveretti citati che dovevano essere convocati per primi e a dirgli: voi siete stati scelti, scritti nero su bianco sulla mappa, eccetera, siete i privilegiati. Non capisco perché aver convocato 377 comuni. Non lo so, mi sembra dal punto di vista proprio amministrativo una cosa incomprensibile.